Prima di Mogliano Veneto fu Mira a pensare a una zona a luci rosse, o meglio, nel 2004 fu un consigliere comunale a presentare una mozione a sindaco e giunta di allora, che il consiglio comunale quasi all'unanimità respinse. Ora, da libero cittadino, insieme ad altri miresi, punta a presentare una variante urbanistica per creare un'area dedicata alla prostituzione legalizzata nella zona artigianale di Giare. La prostituzione come libera attività lavorativa soggetta a tassazione, lontana dagli occhi dei bambini, igienicamente controllata e sottratta agli affari della criminalità organizzata. Il traffico degli esseri umani, quello è il più importante, hai capito? Perché poi anche per quanto riguarda la sicurezza della viabilità stradale, che anche quella comporta dei problemi, e anche per quanto riguarda l'igiene. A distanza di 9 anni la mentalità sta lentamente cambiando, dice l'ex politico. Nell'opinione pubblica ci sono sempre stati i favorevoli, i contrari e i favorevoli che però non lo vogliono dire in pubblico. E oggi? Direi contento, che vedo che quello che io avevo proposto tanti anni fa adesso sta ritornando in voga e mi auguro che vada a buon fine. Impossibile debellare la prostituzione, a questo punto ribadisce Morara, meglio liberare le donne schiave degli sfruttatori, dare loro diritti ma anche doveri come le tasse e i contributi. Devono essere tutelate, ripeto, devono pagare i contributi anche un indomani per avere la pensione, se riusciremo poi ad averla. Il Parlamento dovrebbe legiferare per la riapertura delle case chiuse, fu l'ex ministro Livia Turco a lanciare la proposta nel 2000. Oggi la prostituzione è un business da 14 miliardi di euro, anche per questo andrebbe regolarizzato e tassato.